Tacite like a tutti, io sono Linda Kelsang Lama e benvenuti a Tibettv, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. Sua Santità Dalai Lama parla al vertice internazionale sulla libertà religiosa. Sua Santità Dalai Lama offre insegnamenti sulla lampada di Atisha per il cammino verso l'illuminazione. 4 monaci tibetani condannati a pene straordinariamente severe dopo la repressione della Cina nel monastero di Tengro. Il Senato degli Stati Uniti conferma Uzra Zeya per l'ufficio del sottosegretario di Stato per la sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani. Il rappresentante Ngodup Tsering partecipa alla manifestazione Stop ai giochi del genocidio di Pechino 2022 a Washington D.C. Il rappresentante Tashi Punsok visita Dukten e incontra la giornalista Giselle Na. Il leader spirituale tibetano, Sua Santità Dalai Lama, ha inviato un messaggio all'International Religious Freedom Summit del 2021, un'iniziativa congiunta dell'ambasciatore Brownback, ex capo dell'Office of International Religious Freedom, e Katrina Svet della Tom Lantos Human Rights Commission giovedì scorso. Religious freedom is actually, in a way, the freedom of our thought. The various different religious tradition, different philosophy, different tradition, but all carry same message of love and forgiveness, contentment, self-discipline. So these are, even non-believer, it is very relevant. Content and self-discipline and think more other rather than oneself. Oltre a Sua Santità Dalai Lama, il presidente della Camera Nancy Pelosi, l'ambasciatore Sam Brownback, l'ex segretario di Stato Mike Pompeo, i membri del congresso Chris Smith e Frank Wolf, il senatore James Langford, Katrina Lantos Sweat e Samantha Powers di USAID hanno parlato a lungo al summit di 3 giorni. Gli oratori hanno menzionato la situazione e la mancanza di libertà religiosa sotto il Partito Comunista Cinese per i buddisti tibetani, i musulmani uiguri, cristiani e praticanti del Falun Gong e hanno chiesto la protezione della libertà religiosa. Il rappresentante dell'Office of Tibet Washington, Ngodup Tsering, ha parlato in un evento collaterale intitolato Persecuzione della libertà religiosa in Tibet. Martedì e mercoledì scorso Sua Santità Dalai Lama ha dato un insegnamento di 2 giorni sulla lampada di Atisha per il sentiero verso l'illuminazione su richiesta dell'associazione buddista della Dak, dell'associazione Ladakh Gompa e di Trikse Rinpoche. Alla domanda su come Sua Santità si spieghi la sua popolarità tra i seguaci di religioni diverse dal buddismo, Sua Santità ha detto che forse è perché parla dell'importanza di coltivare un buon cuore. Secondo un rapporto pubblicato da Human Rights Watch, a 4 monaci tibetani sono state inflitte sentenze straordinariamente dure in seguito alla repressione cinese del monastero di Tengro l'anno scorso. Chogyal Wampo, monaco di 46 anni, leader del monastero di Tengro, aveva lasciato per errore il suo cellulare in un caffè di Lhasa. Il ritrovamento del cellulare ha rivelato che Chogyal aveva inviato un sollievo monetario per i tibetani che vivono in Nepal per la perdita subita nel terremoto del 2015. Le autorità di Lhasa hanno considerato la pratica illegale e Chogyal ha dovuto affrontare pestaggi ed interrogatori. So after the discovery of Chogyal Wampo's cell phone, the security forces in Lhasa traveled to Tingri, to his village, and raided his village as well as Tengro Monastery, which resulted in the arrest of 20 Tibetans. They were arrested because they had provided monetary funds for the earthquake that hit Nepal in 2015. So eventually, most of them were released. However, 4 of the monks, including Chogyal Wampo, were given extremely harsh sentences, and they were actually tried after a year of their arrest. So we can only imagine what they have gone through, the ill treatment and torture while in custody before they were tried. So China has always treated Tibetans' expression or show of reverence to His Holiness the Dalai Lama as a crime, and even possessing a picture of His Holiness the Dalai Lama can land one in jail.
However, nowadays we are seeing increasing crackdown on Tibetans for just contacting their family and friends who are in exile. Chogyal Whampo è stato condannato a 20 anni, Lawson Jimpa di 43 anni a 19 anni, Norbu Donjup di 64 anni a una pena di 17 anni e Nawon Yeshi di 36 anni a 5. Martedì scorso il Senato degli Stati Uniti ha confermato Uzra Zeya, un diplomatico americano, per l'ufficio del sottosegretario di Stato per la sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani del Dipartimento di Stato. Negli anni passati il sottosegretario di Stato per la sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani tendeva a servire contemporaneamente come coordinatore speciale per le questioni tibetane. Il governo cinese sta reprimendo i tibetani, i cristiani e altre minoranze etniche, ha dichiarato Zeya durante la sua udienza di nomina in aprile. Zeya ha sottolineato la sua esperienza di lavoro con i dissidenti cinesi e ha notato l'attuale genocidio della Cina contro gli uiguri. Ha dichiarato il suo desiderio di utilizzare strumenti del Congresso come la legge globale Magnitsky e la legge sui diritti degli uiguri durante il suo mandato come sottosegretario. Il rappresentante Ngodup Tsering dell'Office of Tibet, Washington DC, ha partecipato alla manifestazione Stop ai giochi del genocidio di Beijing 2022 a Washington. Il rappresentante ha osservato: se la Cina deve godere del privilegio di essere un membro della comunità internazionale, deve anche rispettare le regole e le norme internazionali relative ai diritti umani, alla libertà e alla giustizia. Decapitation of basic human rights in Tibet, Hong Kong and southern Mongolia. Look at their constant threat to Taiwan and India. More can be endangered if the CCP belligerence is not stopped. The 2022 Winter Olympics is a moment in history, and the international community must make China stop these egregious acts. Il rappresentante Tashi Punsok ha visitato Untitled, centro buddista tibetano in Belgio, e ha incontrato la giornalista Jinel Nath venerdì scorso. Il rappresentante e Nath hanno discusso i 4 impegni di Sua Santità Dalai Lama e hanno evidenziato i suoi sforzi per far rivivere la tradizione di Nalanda, considerando il suo contributo nei tempi moderni ancora molto importante. Hanno inoltre parlato dell'amministrazione tibetana in esilio e dell'approccio alla via di mezzo. Questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibettv e ci vediamo la prossima settimana.